Rovigo è rugby e per parlare di rugby siamo con Fabio Baroni, che è il presidente, l'ideatore di Passione Rossoblu, che è questo club di riferimento per i super tifosi di questo sport. Cos'è il rugby e da dove nasce questa passione del rugby a Rovigo? A Rovigo, dicevo, da fine anni 30 si è instaurato, soprattutto nel quartiere, non dimentichiamo, di San Bortolo, la famosa quartiere delle Pignate, dove ha dato tantissimi giocatori, in primis loco alla Rugby Rovigo e poi anche alla nazionale, tanti sono andati in Francia, e c'è dagli anni 30 questo, nasce poi questo derby Rovigo-Petrarca, che non solo un derby di campanile, attenzione, è un derby anche sociale, loro i dottori, noi i campagnoli, ma come amo sempre, dici che c'è c'è sempre stato questo dualismo, c'è, è giusto che ci sia anche. Ma secondo te ha portato un valore aggiunto anche turistico il rugby ha portato anche un valore certamente turistico, anche di indotto, perché non dimentichiamo uno sport nazionale dove quando arrivano le squadre che qui da noi eccetera, 2 giorni 40-50 persone fanno anche dell'indotto, sportivamente parlando certamente ha portato, ci mancherebbe altro. Rugby Rovigo sì, è lo sport principe. C'è una vecchia statistica, se non vado errato, che quasi l'80% di sponsor vengono razzolati dal mondo del rugby. Quindi certamente c'è un ritorno pubblicitario, un ritorno anche di immagine. Il prossimo derby è il 23 di marzo qui a Rovigo, il Rovigo Rugby Petrarca Padova, e ci stiamo preparando. Come lo vive il rovigino? Malissimo. Ma però al di là dello stress da prestazione, ma come lo vive la sconfitta e la vittoria? Ripeto, malissimo, perché per noi il rugby è tutto, perché il derby è la partita nel campionato. Il campionato è una cosa a parte. Noi abbiamo dato il derby. È come Torino-Juventus. Ma forse qualcosa di più, perché noi abbiamo solo quello, dicono sempre loro. È vero. Abbiamo la nebbia e il rugby. Adesso nebbia, ringraziando Dio, non abbiamo più. C'è rimasto il rugby. Tutto qua. E qui, tra virgolette, noi è meglio Rovigo o Petrarca? Che domanda, ragazzi. A Rovigo quasi tutti hanno giocato a rugby, chi più, chi meno, e si adoperano nel mondo del rugby. Dopo sai, c'è anche da dire che, tornando un po' nella semiserietà, come lo viviamo, noi lo stiamo come club, Passione Rossoblu, lo stiamo vivendo, siamo trovati il lunedì scorso, come nostro direttivo lo stiamo già preparando come tifoseria, come coreografia, come pranzi pre-partita, perché noi viviamo il rugby H24. Mi dicevi fuori onda che è forse più importante il terzo round, terzo tempo, ricordiamo che poi le squadre si trovano, sì, e si mangia e si beve. Sì, è una caratteristica del rugby. Dopo 80 minuti di battaglia sportiva siamo tutti lì nella clubhouse e pacche sulle spalle e birra in mano. Ecco, questo è. Ti faccio l'ultima domanda. Un forestiero, uno che viene a abitare qua a Rovigo, viene preso da questo vortice sì. Cioè si appassiona? Non è solo una caratteristica viene a Rovigo? No, dico sì, perché ripeto, noi siamo partiti 3 anni fa come ufficializzato come club 3 anni fa, e in questo percorso abbiamo tante persone che sono state fagocitate da questo vortice e sono adesso le prime a essere più sfegatati, per dirti. Sì, perché ripeto una volta, noi il rugby lo viviamo oltre gli 80 minuti di una semplice singola partita, lo viviamo H24 7 su 7, conviviali, non conviviali, incontri, inviti adesso si chiamano guest stars, ex allenatori, ex giocatori, e sono sempre qua presenti con noi.